Siamo con Mauro Funicelli della San Giovanella. Mauro, una vittoria importantissima, una vittoria che vi rilancia anche in classifica perché con questo risultato scavalcate il Tony Ponzi che ha perso in settimana, una vittoria importante anche perché su una diretta concorrente insomma, di quella che è la zona play-out, anche se ora voi vedete insomma, anche le zone un po' più alte della classifica. Sì, no, questa sera era importantissima venire a fare qui il risultato perché comunque sia almeno come hai detto te ci distanziamo un attimino dalla zona da sotto e cerchiamo di continuare così, stiamo facendo sempre belle prestazioni, una partita alla volta e alla fine vediamo dove siamo arrivati. Senti, una partita che però non era nata insomma, nel migliore dei modi perché comunque nel primo tempo uno 0-0 abbastanza equilibrato, nessuna ghiottissima occasione insomma, né da una parte né dall'altra, poi però siete stati bravi a sbloccarla subito nel secondo tempo, poi il 2-0 bravi a pressare e a rubare il pallone per siglare il 2-0 e poi tutti dietro insomma, a difendere il risultato. Beh certo, qui sapevamo che non era facile, loro sono una buonissima squadra e giustamente in casa loro sapevamo che sarebbero stati belli agguerriti. Siamo stati bravi a sbloccare subito al secondo tempo e fare il 2-0 e andare a vincere questa partita alla fine. Anzi, abbiamo pure rischiato tanto alla fine, prendendo quel gol un po' stupido, diciamo, che ci poteva tagliare le gambe a noi, insomma. Invece è andata bene e siamo contenti di questi 3 punti. La prossima partita con il Tony Pozzi Investigazioni sarà uno scontro diretto, come la vedi, come preparerete questo match? Sarà un'altra bella partita, come comunque sia, lo sono tutte fino alla fine. E niente, noi entreremo in campo, faremo il nostro gioco come stiamo facendo e alla fine vediamo che succede.